semifinale entrano in campo, li vediamo Arzignano e Nativitas. È il primo scontro per cercare il pass alla finalissima di domani pomeriggio alle 16:30. Direzione di gara affidata ai due arbitri trevigiani, Simone Di Filippo e Pier Luciano. Il mister ha preferito mettere dentro Di Cristoforo, che appunto esordisce da oggi, e c'è anche Gonnelle, determinante per la squadra biancorossa. Matteus si allarga, va a calciare Matteus, la risposta poi Matteo Concato trova il vantaggio al terzo minuto, riesce il tap-in sulla corta respinta del numero 1 Mattias Bisoffi. Dunque è già avanti l'Arzignano con il secondo gol. I falli hanno lasciato molto correre anche il direttore di gara. Seguiamo però, attenzione, Concato si è spostato Iabra, va a calciare Concato, un tiro che prendono la pantera nera dell'Arzignano. Palla per Concato che lascia lì per De Cristoforo, va sul fondo, mette in mezzo un pallone da Belbottega Arena, lui che era assente nella prima giornata di gara per motivi di lavoro, oggi da manforte. Attenzione a Iabra, il tiro, ma un pallone perso. Ora Arzignano che fa del possesso della manovra una delle sue armi migliori. Di Cristoforo, lo spazio per girarsi, lo scambio con Bonella e ancora una delle bombe di mercato dell'Arzignano che ambisce e vuole la C1, ma c'è la Don Romeo che è andato fuori il primo turno. Attenzione, palla in mezzo con Bonella che trova il raddoppio al minuto 13, 10 minuti dopo Concato. Fabio Bonella mette il timbro, il suo primo timbro in questa Final 8. Al secondo tentativo Bonella c'è ed eccolo qui proprio stimando il suo vantaggio con due reti. Qui recupera palla ancora Bonella in prestito in C2 perché gente che ha giocato a livelli nazionali. E palla per Matteus, uno di questi Matteus, la puntata segue sempre. Palla proprio per Rive, lo scambio con Iabra su un fazzoletto di terreno, si gira, bellissima apertura di Singh per Bonella che va a calciare ancora di Singh, giro palla a sinistra da Concato che va a puntare proprio Doros, c'è l'aiuto di Utini in raddoppio marcatura, palla in mezzo, golasso di Matteo Concato, la doppietta con un sinistro quasi da fondo campo che beffa Bisoffi e trova il 3-0 Arzignano al 21esimo. E abbiamo visto il povero Bisoffi sconfortato per il terzo gol, lo rivediamo ancora qui Concato con due uomini di fronte a lui, se la porta piano sul sinistro, poi tra time out Nativitas e 3 gol Arzignano. Concato si gira bene, Concato va, mette in mezzo un pallone, il pallone poi resta lì, Riva e poi Bisoffi mancava il campo, l'ha dimostrato subito siglando il gol del Montano 2-0. Lazzaro intanto recupera ancora il pallone, Doros, la riapre Edward Doros al minuto 28, il primo errore arzianese e il giovane Doros dice adesso segno e la riapro. Grande quindi speranze, però un gol che vale tanto adesso per il Nativitas. Ne vale tanto per i Nativitas, non ne vogliono gli amici arzignanesi, ma attenzione ancora molto fondo, grifo, ci sono anche gli ultras che danno 94, attenzione però Matteus, il tiro. A sfidare la vincente tra Yeswork Valley e Mestre Fenice. C'è la palla per Gonella, nelle palla non c'è il fallo, con il contropiede, Utini palla per Doros e De Gori vince poi con la testa, addirittura De Gori a dire di no, ma ancora il Nativitas, esce Gonella, un 3 contro 1, palla per Iabra della parte opposta per De Cristoforo, De Cristoforo mette il sigillo al minuto 6, Arzignano nuovamente sul +3, un'azione Tuntu a tagliare il campo. Sì, da una parte all'altra, dal contropiede di Utini. Palla che arriva De Gori rilancia il lungo verso Gonella che ha chiamato il pallone, Gonella la mette giù, però ancora non lo fanno subito Concato, dopo ripartire in velocità si fa vedere Iabra dalla parte opposta, Concato a calciare, c'è anche una mano per palla in mezzo per Capitan il 5-1 al 9 minuto e adesso possiamo dire che l'Arzignano potrà dormire sonni tranquilli, 4 gol con la porteria di grandi giocate fin qui. Attenzione, recupera ancora Gomiero, tra i più dei suoi, bravo il giocatore del Nativitas, sbaglia 21, Castro Guerrero appena si apre la resta lì e poi il gol di prepotenza a mettere il risultato tenistico sul 6-1 di Fabio Bonella, doppietta anche per lui e allora come MVP se la giocano Bonella e Concato. Sì, la partita
Karasanovic a destra ancora da Bisoffi, e va sul fondo Simonetti, prima destra di Simonetti, in mezzo ancora De Godo per Simonetti, Bisoffi ancora. Bisoffi, la verticalizzazione per Seghetti, ottima la giocata. Ricordo una vacanza carnevalesca con la famiglia, l'Arziano giocava in casa con l'Austria, per Lazzari, fermato Bisoffi. Adesso mi fermo perché sennò le ragazze a casa si emozionano nel solo pensiero a testoni in mutande. Palla in mezzo per Lazzari, ancora Bisoffi. Il Nativitas sconfortato sicuramente, 5 minuti di recupero intanto. Concato, Matteo Concato vuole il premio dell'MVP al 31esimo, porta a 7 le marcature arzignanesi. Alle 16:30 ci sarà l'altra semifinale e finisce il campo. Tu continua a parlare. Adesso scenderemo a sentire Matteo Concato e Bisoffi. Restate con noi.